Amici bellini, secondo voi è un buon martedì? Lo dobbiamo capire, lo dobbiamo sviluppare. Cercheremo di fare un attimo chiarezza perché quello che è successo ieri non ha precedenti nel mondo del calcio. Una vera e propria rivoluzione, in bene o in male, cercheremo di capirlo. Ma voi vi siete resi conto? Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici miei, faccio l'approfondimento. Veramente non serve a niente, nel senso che se io che parlo a fare di Napoli-Inter, lo vogliamo fare? Lo facciamo, ma subito, Amrabat, live match, vedete, si spostano tutti quanti di qua. Dove sta? Praticamente, boom, questo qua, live match nuovo, Chosen. Ecco qua, il Napoli si schiera così, perché Fabian addirittura era alle spalle una linea di... perché lo voglio fare, perché voi meritate che io faccia l'approfondimento, vorrei parlare della partita e ne parleremo, ma prima vi iscrivete un attimo vedete, perché sotto ci sono i tweet, perché ci divertiremo moltissimo. Vi iscrivete un attimo al canale, perché molti si sono iscritti, molti nuovi si sono iscritti al canale, perché ieri siamo decisi di andare live, perché mentre parlavamo di Napoli-Inter, partita interessante, partita molto tattica, partita dove il Napoli ha tenuto bene il gioco in piedi, insomma ha tenuto il pallino del gioco, però l'Inter ha avuto delle occasioni, una partita che fondamentalmente il pareggio mi sembra il risultato più giusto, tutto bene. Mentre ne parlavamo in live, Guido Gentile che è intervenuto ci ha dato le sue considerazioni, stavamo così, alla fine la notizia ha preso piede, la Superlega, e noi dobbiamo parlarne assolutamente, perché? Perché oltre alle considerazioni insomma banali, è morto il calcio, ci vogliono rovinare il calcio, eccetera eccetera, banali ma reali, perché è così, noi dobbiamo capire un attimo di cosa stiamo parlando, perché se è vero come è vero che non mi trovo, che sta tutto spostato, scusate un secondo, ci spostiamo, ecco, iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Ok, abbiamo capito. Voglio capire una cosa, di cosa stiamo parlando? Potete mai fare uscire una notizia ufficiale? È nata la Superlega mentre stiamo ancora giocando? Perché? Perché che senso ha che il Napoli si arrabatta per recuperare i punti sulla Juventus? La qualificazione Champions a cosa serve? Veramente voi le squadre fondatrici, queste 12 squadre, e poi ne dovranno essere 15, dice il sito ufficiale della Superlega. Credevate veramente di fare sia la Superlega, sia i campionati nazionali, sia la Champions League? Oppure tutta questa corsa alla Champions League non l'avete mai considerata? Perché voi credete che la Superlega nasce ieri? Cioè ieri si sono messi d'accordo, facciamola? O sono mesi e mesi e se ne parla da 3 anni e adesso hanno fatto scoppiare la bomba perché ci azzecca anche col periodo storico, perché il Covid, perché gli introiti che stanno mancando, eccetera eccetera? Allora lungi da me difendere l'UEFA, difendere la FIFA, organizzazioni criminali che hanno parlato e non sono intervenute per quanto riguardava il fair play finanziario, non hanno bloccato quella bolla economica, un macello che hanno combinato e hanno permesso alle squadre di indebitarsi e di non intervenire mai, e siamo arrivati al punto che le squadre possono, nonostante i debiti, minacciare di lasciare e dire sì, io me la faccio da me la Lega, così c'ho più gente che mi guarderà rispetto ai tuoi campionatucci, anche la Champions League. Perché? Perché è proprio oggi che si doveva presentare la nuova Champions League, la Super Champions. Cioè praticamente rendetevi conto che è tutto un movimento politico-economico, e gli unici che poi ci vengono meno e vengono che accusano questa cosa siamo noi tifosi, perché non sappiamo più nemmeno per che cosa dobbiamo tifare. Io devo tifare per il Napoli che entra in Champions League. Chi la gioca la Champions League? A me interessa la Champions League perché mi porta un tot economico, perché incontro il Real Madrid, perché mi capita la partita con il Liverpool improvvisamente, vivo un sogno perché Mertens segna contro il Barcellona e sogno di passare. Di cosa stiamo parlando? In cosa mi devo impegnare io, Napoli? Nel superare l'Atalanta per un fatto di prestigio? Un Boz sta sotto all'Atalanta?
oppure sto lottando per lo scudetto. Perché? Perché la reazione della FIFA e dell'UEFA è chiara, e ve la faccio vedere un attimo, perché vorrei essere insomma più preciso e conciso possibile, ma non è facile. Non è facile. Allora, un attimo uno sguardo. I tweet che si stanno rincorrendo sono meravigliosi. Il comunicato, vedi, si aggiornano. I rumors uniti per la Roma. Jürgen Klopp ha detto ai proprietari del Liverpool che se il Liverpool va nella Super League lui si dimette. Ma questa cosa non è campata in aria, perché molti anche tesserati hanno detto, Gary Neville mi pare che ha detto è uno schifo, è una cosa vergognosa, quindi i rumor di questa giornata si susseguiranno pazzeschi. C'è stato il tweet del Sorrento Calcio, partecipiamo pure noi League. Il Benevento Calcio che reagisce così, è bellissima questa cosa. Il calcio è del popolo, giù le mani. L'impatto allora fu enorme, questa notte si sale di livello. Bosman, la sentenza Bosman. Super League, le immagini che rivoluziona il calcio, la Super League di rugby, eccetera eccetera eccetera. Ragazzi, da un'immagine bellissima di calcio come questa siamo passati alla Super League. Il calcio non è morto, esisterà finché ci sarà un pallone che rotola, tuttavia fare la guerra all'UEFA è sempre cosa buona e giusta. Vedete che anche questo è una delle reazioni, e io lo capisco. Ma dove stiamo arrivando? Io te la faccio pure la Super League, ma cazzo, fammelo questo sorriso, perché poi il problema è questo. Allora, la Super League è questa, ragazzi, ma la vedete più o meno, questo è il sito ufficiale, si alternano insomma, lo vedete a metà, ma si alternano i loghi di Arsenal, di Milan, di Atletico Madrid, eccetera eccetera, il formato, 15 fondatori e 5 che si qualificano anno per anno. Come si qualificano non te lo dicono, è una cosa privata, non lo saprai, poi lo possono cambiare, lo possono decidere poi dopo. 2 gruppi da 10 ogni club, poi dopo che tutti i migliori club e i migliori giocatori nel mondo, la Super League, un'eccitazione pazzesca, è un dramma never seen before in football, che si vendono le cose da soli. I top 8 club dei gruppi poi vanno avanti e fanno una sorta di cosa a eliminazione diretta. Le partite si giocano a metà settimana e praticamente la Champions League non si può giocare, diciamo, e poi la solidarietà, le cose belle così. La UEFA reagisce così. La UEFA dice, insieme alla Federcalcio inglese, Premier League, la Federcalcio spagnola, la Federcalcio italiana, hanno appreso che alcuni club inglesi, eccetera eccetera. Se dovesse accadere, noi UEFA e tutti questi qua resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto, ok? E dice anche, prenderemo in considerazione le misure a tutti i livelli, sia giudiziario che sportivo, al fine di evitare, come annunciato in precedenza dalla FIFA, che anche è intervenuta però in maniera molto più blanda, perché alla fine nella nostra visione devono essere l'equità, l'inglobazione, eccetera eccetera. Dice la UEFA, sarà vietato, ai club in questione sarà vietato di giocare in qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale, e ai loro giocatori potrebbe essere negata l'opportunità di rappresentare le loro squadre nazionali. Poi ringraziano i paesi francesi e tedeschi che si sono rifiutati, quindi immaginiamo il Paris Saint-Germain, il Bayern di Monaco, che in questo momento ancora stanno lì che devono decidere. Tra l'altro il Paris Saint-Germain, il proprietario, è il proprietario insomma della Champions League, fondamentalmente ha i diritti, fatemelo dire meglio, ha i diritti di rappresentazione poi della Super Champions League con le loro televisioni, eccetera eccetera. Ragazzi, è un macellone vero e proprio, perché dopo questo comunicato, che fatemi togliere perché sennò non si capisce niente, perché escono notizie mentre noi eravamo live su Instagram, diceva l'Atalanta ha vinto il campionato, il Napoli secondo in classifica, l'Europa League, la Roma va direttamente in finale con il Villarreal. Perché? Perché praticamente, se è vera questa cosa che dice la UEFA, e dobbiamo capire se dicono solamente, se fanno solo il bleffone o se vanno fino in fondo, e questo me lo direte voi nei commenti, perché nel frattempo che io sto dormendo voi starete guardando il video e gli sviluppi si susseguiranno. È una rivoluzione vera e propria, ma dobbiamo capire se questi qua della UEFA veramente portano avanti questa cosa. Se la portano avanti, visto che la Superlega ha deciso che cominciano subito, sono pronti, ad agosto cominciano subito, il mercato come si fa? E li fai finire questa stagione? Se cominciano subito devono essere squalificati subito, quindi Inter perde lo scudetto, il Milan non va in Champions League, la Juventus non va in Champions League, l'Atalanta scatta. Perché? Perché si parla di ban, si parla di sospensione assoluta. La sospensione significa che se tu poi vieni riammesso nei campionati devi partire dalla quinta categoria.
Queste sono le notizie che abbiamo avuto, dopodiché tutte le notizie si susseguiranno, ci saranno nuovi sviluppi. Io non posso prendere posizione sulla Superlega ancora finché non ne so al 100% come sarà il funzionamento e chi e perché vengono invitate alcune squadre piuttosto che altre. E chi sono i padri fondatori? Perché? Il Tottenham sì, per esempio, e il Porto no. Perché il Benfica non ne fa parte? Perché la Roma, per esempio, dovrebbe essere meno importante di un'altra squadra? Non lo sappiamo. Se la decidono tutti tra di loro. Bisogna capire perché molte di queste squadre sono squadre indebitate che devono uscire dai debiti e quindi si parla di un indennizzo. Nel momento in cui loro dicono sì, hanno già messo in tasca 400 milioni di euro, vi renderete conto che è un fatturato. Hanno dovuto solo dire sì. Squadre come l'Inter che si dice che non paghino gli stipendi hanno risolto. Capite cosa significa questa cosa? Bisogna vedere se esiste la reazione della UEFA, altrimenti non stiamo parlando di niente e tutto questo e tutti questi rumori, tutto questo scudetto all'Atalanta non avverrà, perché non credo che la UEFA veramente porterà avanti questa cosa. Dopodiché altrimenti DAZN che fa? Si è comprato una Serie A dove la Serie A invece di esserci Inter, Milan e Juve, com'è interessante, le squadre di nuovo, non vince sempre la stessa. La Serie A dell'anno prossimo sarà con l'Empoli, con il Benevento, con il Crotone che a questo punto si salva, con l'Atalanta, partita di cartello Fiorentina-Torino. Se voi credete che questo è calcio, che possa resistere poi questo calcio, perché chi se lo vede? Se lo vede il tifoso, quello là appassionato, me lo vedo io, il Napoli anche se va in Serie C me lo continuo a vedere, ma gli altri si vedranno un pochino le partite quelle là della Super League. Voglio proprio vedere se questa è la soluzione per far migliorare il calcio oppure se è per affossarlo definitivamente e non ci piace e non ci convince. Però dobbiamo capire, voglio capire anche che cosa De Laurentiis farà, perché tutto questo, mamma mia quanti argomenti che si intersecano. L'ECA ha deciso che non era l'European Club Association, ha deciso che non gli piaceva questa cosa qua, quindi loro si sono schierati contro la Superlega. Agnelli si dimette dall'ECA. De Laurentiis, che invece adesso faceva parte del settore marketing, ci vuoi parlare, ci vuoi dire che cosa sta succedendo? Maledizione, da New York Valerio Fluido e tutto. Che video è? Il Napoli si è mosso in questa maniera qua. Mario Rui, abbiamo fatto delle cose anche interessanti, abbiamo tenuto il possesso palla, però il colpo c'è stato Fabian parato, De Vrij alto, K2 alto, Insigne salva su Hakimi, la traversa di Lukaku, Zielinski alto, all'autogol, il palo di Lukaku, Meret su Barella, perché Meret su Barella, dopodiché nel secondo tempo Eriksen il gol, Lautaro alto, dopodiché Dem fuori, testa di Di Lorenzo pochissimo, l'occasione per Fabian Ruiz, Politano la traversa e il rigore che non ci hanno voluto dare. Vi sembra possibile tutto ciò? Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa, così poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare. Basta, sei cringe, quante cose. Tutte le cose bellissime. Mi fai il Io non caffè. mi ricordo come mi chiamo.